con il bollino verde. Va ora in onda Centro Ronchi. Radio Padania Libera, il palinsesto della nostra mattinata insieme prosegue con il Centro Culturale Roberto Ronchi. Fra poco daremo la linea a Francesco Nosari e Tina Ghilardi. Subito dopo canzoni e poesie proposte da Alarico Zeni, e poi dalle ore 12 alle 13 Luigi Senatore e Claudio Lipodio condurranno l'Automobile Club Padania. Ora però subito la linea a Tina e Francesco. Buona Padania a tutti. E poi ritrovati in questa giornata. Francesco, auguri anche a te. Oggi giornata nuvolosa, ma riprendiamo, una volta il nostro grande Giulio Cesare Carnelli, il nostro regista, ormai sono vecchio io della radio, ma anche lui, scherza mica, mi ha detto che abbiamo ripreso le trasmissioni su tutto, con tutte le potenzialità che domenica scorsa erano venute meno. Quindi da un gatto e mezzo di domenica scorsa torniamo a essere 4 gatti, oltre ovviamente al nostro gatto Gregorio che ci ascolta con estrema attenzione e profondità. Però Francesco, molto buffo come alle volte gli animali hanno degli atteggiamenti quasi umani di fronte magari alla TV in cui vanno a vedere da vicino, seguono spesso quello che fanno le persone, e è molto, molto significativo, perché significa che c'è un feeling tra l'animale e la persona che lo tiene, che ama l'animale. Comunque siamo tornati a parlare un po' a tutti, quindi anche ai nostri amici del sud, e richiamiamo, è strano che è avvenuto domenica scorsa, dopo che, come sai, avevamo avuto una risposta neppur tanto in diretta da parte della CEI, una risposta che abbiamo giudicato quantomeno discutibile, e come associazione l'abbiamo ricevuta, da un lato, e dall'altro lato abbiamo manifestato il nostro compiacimento per l'elezione avvenuta al sud di alcune di quelle persone che, con un'opera che come associazione, te Presidente, c'era Giordano, abbiamo iniziato fin dal 2004, Bossevo ha fatto qualche battutaccia, se ti ricordi, avevano creato questa struttura culturale, queste persone che avevano ascoltato quello che avevamo da dire, e oggi alcuni di loro sono entrate nei consigli comunali, e magari oggi non ne entreranno altre. Una eletta era la dottoressa Maria Luigia Montopolino, grande esperta di bilanci e di bilanci per una banca internazionale, mica una roba da niente, e abbiamo avuto il piacere di ricevere i suoi ringraziamenti per la sua elezione, l'avvenuta elezione nel Consiglio Comunale di Pescara. Questo, ti dirò, dopo 15 anni di lavoro per noi è stata una soddisfazione, come lo è anche sono state le telefonate ricevute da altri che sperano di essere eletti, e mi pare che invece 1 o 2 lo siano già stati. Quindi questo ciclo, questo filone culturale, che poi si è saldato con difficoltà, devo dire, se ti ricordi, grandissime difficoltà abbiamo incontrato, si è saldato con le strutture di partito che erano state fondate inizialmente da Roberto Calderoli, inviato dopo di noi proprio al sud per creare le sezioni. Ora,
Io domenica scorsa più o meno abbiamo parlato di quello, adesso ci sentono tutti e ringraziamo gli amici in particolare di Abruzzo e Puglia e Basilicata, dove abbiamo sostanzialmente lavorato, per il successo, per l'impegno, sapendo che lo sviluppo culturale delle nostre idee è alla base di una unità nella diversità. Siamo diversi sotto il profilo culturale, abbiamo alcune differenze, abbiamo una lingua comune, abbiamo un'arte comune, abbiamo delle differenze di altro genere, bene, vanno composte secondo quel criterio originario, fin dalla fondazione della Lega Lombarda, allora, per noi, che era autonomia e federalismo uguale responsabilità. Questo era il nostro dettato originario. Con soddisfazione e grazie a Matteo vediamo che poco alla volta adesso ne raccogliamo i frutti, e un ringraziamento a te come presidente dell'associazione e in particolare a Giordano che ci ha lasciato, ma che tanto ha fatto per quest'opera, per il lavoro, la fatica che volentieri abbiamo fatto. Giordano ci metteva la passione. Sì, ci metteva una passione tremenda. Mi ricordo quando gli telefonavo dall'Abruzzo o dalla Puglia che mi diceva: temo la mia, temo la mia. No, non la mia, però la mia. Mi ricordo queste battute, queste cose splendide che fanno parte della storia della Lega, perché la Lega ha una storia culturale, una storia di popolo, e ha una storia di cultura applicata al popolo e comprensibile dal popolo. Questa è la nostra forza, questa è la nostra grandezza. Vabbè, e qui se no ci commuoviamo dopo. Abbiamo fatto di tutti i colori, guarda, i notai, gli avvocati in Abruzzo, in Molise, in Puglia, che ci guardavano. Mi ricordo uno di loro che mi aveva detto: ma non vorrà che io tradisca la mia gente? Ma voi tradisca, fa solo un piacere. Però abbiamo affrontato queste situazioni commercialisti. Mi ricordo che dicevano: ma non possiamo far venire meno l'apporto del pubblico alle nostre popolazioni, che è fondamentale. Sì, era soltanto chi paga. Mi ricordo tutte queste sfaccettature che però fanno parte del nostro ricordo, del piacere di aver fatto tutto a nostre spese esclusive, gratuitamente, senza chiedere nulla in cambio. Questo è l'orgoglio dell'associazione Roberto Ronchi. Esatto. E guarda che un ringraziamento a te e a Giordano, un ringraziamento a tua sorella Lori, perché anche lei ha sempre contribuito chiedendoci cosa facessero quei due nati che eravamo noi, e poi avevo in mente qualcosina ho fatto anch'io. Ma così è stata la vicenda. Adesso cominciamo a raccogliere i frutti e speriamo di raccoglierne di sempre più abbondanti, cose di cui sono assolutamente certo, perché quando si cominciano a capire le cose vere, certe, comunque con una loro logica lineare, quelle avanzano davanti ai pasticci, alle fumosità di tutti gli altri, perché questa è la differenza, è questa. Qui c'è la chiarezza, di là si capisce mai bene che cosa dicono. La differenza è questa, e il linguaggio che usa Matteo è un linguaggio di una chiarezza, di un coraggio esemplari. Ricordiamoci il gesto del giuramento sul Vangelo in Piazza Duomo, che è stato fondamentale e basilare, e che noi abbiamo apprezzato, approvato tutto quanto c'era da approvare, l'abbiamo approvato. Ora, potremmo oggi accennare alla crisi del Consiglio Superiore della Magistratura. Tu cosa dici? Sai che... No, perché a me ha fatto un po' pena il segretario del PD Zingaretti, il fratellastro del commissario Montalbano, che però non ha l'acume del fratellastro, il quale
ha chiamato un suo adepto, o suoi adepti, mi pare principalmente degli onorevoli Ferri e Lotti, per chiedere spiegazioni. Ma accidenti, è vero quello che dice Matteo, cioè guai al cielo giudicare le persone dei titoli di studio, però quando si occupano certe cariche il minimo di conoscenze tecniche per poter poi giudicare servono. Qui mi sembra che nel PD il titolo validissimo, quello che serve per diventare segretario del PD o ministro dell'università, sia la terza media. Ora, che cosa non conosce il fratellastro del commissario Montalbano? Non conosce, perché fino alla terza media non lo si studia certamente, il patto originario subito dopo la guerra, stipulato per evitare la guerra civile, sia ben chiaro, stipulato fra De Gasperi e Togliatti. Per farla breve, a De Gasperi l'economia, quindi agganciata al mondo statunitense, all'Occidente, al Partito Comunista il controllo della giustizia, per fare in modo che non si prevalesse, non si usurpasse la forza economica. Poco alla volta le cose si sono ribaltate e nel senso che il controllo, comunque lo star vicino del Partito Comunista, poi DS, PDS, ora PD, alla struttura giudiziaria è sempre stato costante e sempre pervasivo. Se Zingaretti non lo sa, chieda qualcuno che queste cose le sa, vedrà che gliele confermano. E in questo modo si è in realtà dato un potere, una prevalenza, anche per ragioni culturali, perché i magistrati sono nettamente culturalmente superiori a quello che è stato espresso dal potere legislativo, dal potere esecutivo negli ultimi 50 anni, quindi c'è anche da tenere conto di questo fatto, però un prevalere del potere giudiziario rispetto agli altri poteri, o perlomeno questa è la sensazione che la gente ha. Meravigliarsi adesso che questo, con un governo cambiato, salti fuori, mi fa francamente ridere, o meglio, o è frutto di ignoranza, mancanza di studi adeguati, oppure non è buona fede, perché non può essere buona fede. Certo, dobbiamo ripensare e rivedere anche certi fatti che sono avvenuti 27, 28 anni fa, 27 anni fa, nel 92, 93, 26 anni fa, quello che quando il buon Greganti con la valigetta in mano entrò nella sede del Partito Comunista e i magistrati dissero sì, ma non sappiamo a chi ha consegnato la valigetta, ci voleva tanto farlo saltare fuori, però alla luce di quello che accade oggi una domanda rispetto a quel caso è quanto meno legittima. Sono andati in galera tutti, anche quelli che erano innocenti, ma quelli no, lì non hanno trovato nessuno, c'è andato il buon Greganti, il quale, mentre gli altri erano tutti delinquenti, per i comunisti, mi ricordo alcune dichiarazioni dei membri dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, era un eroe, era un vero partigiano. Cioè, adesso, dopo 20 e rotti anni, i nodi vengono al pettine e ci si chiede a questo punto se, con una crisi enorme, spaventosa del Consiglio Superiore della Magistratura, se i sospetti, gli atteggiamenti della gente nei confronti della magistratura sempre più perplessi abbiano o non abbiano un fondamento. E questa è una domanda che poniamo ai nostri quattro gatti più Gregorio ovviamente e i quali ci rifletteranno, ci possono dare delle risposte, quello che si vuole. Però è un argomento principale. Perché è un argomento principale? Perché già la crisi della questione, il nocciolo della questione si era manifestato con la storia della richiesta di procedere nei confronti di Matteo per quanto riguardava il presunto, anzi inesistente secondo
secondo me, sequestro della, non so quale nave, Sea Watch, quello che è, nel porto di Catania. Il Tribunale dei Ministri di Catania aveva mandato la richiesta a procedere al Parlamento. E lì si è esploso il primo caso, cioè attenzione, fino a che punto si può estendere il potere giudiziario? Qual è l'equilibrio fra potere esecutivo, potere legislativo e potere giudiziario? Lì si è posto il problema e devo dire che i grillini sotto questo profilo, il Movimento 5 Stelle, in larga parte la questione l'hanno capita. Sotto questo, per la verità, va dato a omaggio di una buona fede che magari nella confusione, nella difficoltà di capire che le idee, la solidarietà, i movimenti derivati dall'adesione al socialismo, in realtà con la teoria marxiana e marxista poi non hanno a che vedere, quindi c'è un conflitto, cioè alla fine c'è una incompatibilità. In questa difficoltà un buon senso salviniano e capacità di autocoscienza l'hanno dimostrato. Questo va dato atto. Noi tante volte abbiamo detto cose che hanno fatto rizzare i capelli ai nostri fedelissimi legisti, poi alla fine non avevamo tutti i torti, diciamoci questo. E lì è nata è stato il primo manifestarsi del problema. Adesso il problema è chiaramente esploso, se non imploso, e voglio vedere cosa succederà. Francesco, quindi ritorna il patto primario, come si parlava all'inizio della Lega, si potrebbe fare un'elezione diretta anche della magistratura. Ma certo, ma non solo, cioè è un problema che oggi si manifesta, e il tentativo è quello di restringerlo, ma il signor tale, il signor tal'altro erano in collegamento, partecipavano alle cene, distribuivano le cariche, cioè dall'alto del potere distribuivano le cariche a chi faceva comodo a loro, che evidentemente poi in poco tanto dipendeva da loro. Non è così. Il fatto è che storicamente la storia andrebbe indagata, perché è molto probabile che sia stata da decenni così, e la cosa va vista sotto quel profilo, nella gravità di questo profilo. Ecco, questo ci teniamo come associazione culturale a sottolineare. Della ricerca della verità. È la ricerca della verità. La ricerca della verità, la libera ricerca della verità, che non verrà mai, per carità, conseguita, perché non è dell'uomo il possesso della verità, però è una strada per avviarsi al trascendente, a qualcosa di superiore, a ciò che regola l'intero creato. Per chi è credente è comunque un obbligo morale, per chi non lo è. Ecco, questo intendiamo sottolineare. E nella Lega ci stanno bene tutti. Ci sta bene la quantità di cattolici superiore a tutte le altre forze politiche che abbiamo. I cattolici che si dichiarano cattolici nella Lega sono l'80%, e il 90% si dichiarano cristiani, 90-95%, quindi oltre per quelli va bene anche per tutti gli altri, perché i criteri che noi diamo non sono criteri che cerchiamo di rendere logici, applicabili, chiari per tutti. E quello che forse era un po' ostico 25-30 anni fa, 35, perché ormai è 30 sì, quando abbiamo cominciato, oggi sono sulla bocca di tutti, sono maggiormente maneggiabili da tutto quanto. E la nostra associazione qualcosina al riguardo ha fatto, merito del Presidente, merito di Giordano, eccetera. Certamente, merito di tutti, però possiamo quindi suggerire, perché non a Matteo, chi di competenza, la ripresa proprio di questa, quanto riguarda la magistratura, di un'elezione diretta, che era una... Ma le soluzioni possono essere le più varie e le più fantasiose. Perlomeno se ne parli. C'è un problema, Tina, che per modificare, tieni conto che l'indipendenza della magistratura, così come è strutturata,
alla fine del secondo conflitto mondiale viene stabilita proprio in contrasto, in contrapposizione a quello che avveniva durante il fascismo, dove la magistratura era completamente quasi assoggettata al potere politico, al potere del regime. Ora, però siamo gli unici che hanno una struttura, gli unici in Europa, nel mondo, che hanno una struttura di questo tipo. Il problema qual è? È che per poter procedere serve una riforma costituzionale. E tu sai quale difficoltà e come vanno a finire da noi le riforme costituzionali. Non è un problema da poco, è un enorme, grandissimo problema. E non basta certamente una riforma del Consiglio Superiore della Magistratura o degli organi giudiziari per poter mettere mano a una situazione di questo tipo. Qui occorre pensare a fondo a come procedere, cosa sia utile per il popolo, per i nostri popoli, e che cosa sia logico, che cosa sia giusto, valorizzare le grandi professionalità, le grandi capacità che sono all'interno della magistratura per il bene di tutti, per il bene del popolo italiano, per il bene dei nostri popoli. Ecco, questo è qualcosa di profondo che va anche, se vuoi, va bene in una situazione come la nostra, cioè che va anche al di fuori per certi aspetti dalla stretta struttura partitica, dalla stretta struttura della Lega, se vuoi. È un qualcosa che va organizzato, così come vanno organizzate va organizzato il pensiero di come affrontare l'intreccio burocratico, l'intreccio di potere a Bruxelles, perché politicamente sicuramente si farà e si farà molto più di quello che i numeri ci consentono di fare, però sotto il profilo tecnico necessariamente non basta la terza media, servirà qualcuno che sappia mettere il cacciavite al posto giusto per bloccare determinati meccanismi e aprire altri canali, e questo è un dato oggettivo davanti al quale è inutile farsi tante menate. Francesco, Tina, prima dei saluti abbiamo una chiamata per voi. Prego. Buongiorno, sono Gianni da Padova. A proposito della magistratura, sente? Sì, perfettamente. Sì, ho letto in un libro di storia, non certo un libro di storia, diciamo quello dei rituali e regimi che sono succeduti dal 1945 ad oggi, in un libro di storia neutrale ho letto che il Ministero della Giustizia è sempre stato vicino alle sinistre fino dal 1945, quando il primo ministro della Giustizia è stato un certo Palmiro Togliatti, 21 giugno 45, 1 luglio 46. È stato fatto ministro di giustizia per condannare a morte i fascisti della Repubblica Sociale. Detto questo, i suoi assassini. Esatto, è ovvio che poi in seguito, poi è stato ministro Gullo, sempre del Partito Comunista, il primo ministro della giustizia della Repubblica, mentre Togliatti poi più ancora ministro del Regno, era ancora ministro del Regno perché non c'era ancora fatta il referendum, e questo ha comportato tutto in seguito questa vicinanza della magistratura e soprattutto questo enorme potere della magistratura risale, ho letto in un libro di storia, questo risale addirittura al 45-46, questo è il strapotere che ha avuto da allora la magistratura. Vi ringrazio e sento un vostro commento. La ringrazio tanto, Gianni, perché lei sta dicendo più o meno che quello che abbiamo detto, e lei l'ha controllato su un libro, sui testi, né più né meno quello che abbiamo detto noi in questa trasmissione, né più né meno. È esattamente così. Attenzione, senza fare invasioni di campo e senza poi eccedere, perché la magistratura ha grandi meriti, la magistratura ha grandi potenzialità, la magistratura ha anche il potere che ha per il fatto che sotto un profilo culturale, un profilo di capacità e anche di compattezza, essendo molto più compatta degli altri, è nettamente superiore sotto questo profilo, ha dimostrato di essere nettamente superiore sotto questo profilo, che è vincente, rispetto al potere legislativo e al potere esecutivo. Questo è un dato oggettivo sul quale occorre evidentemente riflettere, forse al di là della terza media.
perché anche questo è un dato. La superiorità tecnico-culturale alla fine ha avuto un grande peso e di questo bisogna tenere conto, valorizzandolo da un lato, calmierandolo dall'altro. Questo è un po' il quadro che come associazione abbiamo tracciato oggi. E io non faccio che fare ancora i complimenti ai nostri candidati, anche a coloro che sono eletti al sud, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata sono zone in cui abbiamo cercato di seminare quel poco che eravamo in grado di fare. Un complimento ancora a Maria Luigia Montopolino per la sua elezione, che la sua competenza e le sue capacità siano di aiuto per la sua gente, per i suoi pescaresi, che siano di aiuto al movimento, alla Lega tutta e a tutti noi, secondo i principi che abbiamo raccontato. Benissimo, allora adesso siamo i saluti. Quindi salutiamo i nostri radioascoltatori e auguriamo a tutti una buona domenica. Avete ascoltato Centro Ronchi. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare.